Euroregione.news. Raccolta Despar super assegno al Burlo Garofalo. 164.762,26 euro grazie a ben 355.049 micro donazioni effettuate dai clienti dei punti vendita del gruppo Despar in Friuli Venezia Giulia per la raccolta fondi Un Natale da donare alla comunità. Ideata e promossa da Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, per sostenere progetti di associazioni benefiche e realtà delle regioni in cui l'azienda è presente. In tutta l'area sono stati raccolti 325.000 euro, di cui spetta al Friuli Venezia Giulia il merito di aver raccolto più del 50% dei fondi, con il 65% delle donazioni. L'assegno è stato svelato, nonché consegnato nella sede della Regione a Trieste, nelle mani di Stefano Dorbolò, direttore dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico materno-infantile Burlo Garofalo di Trieste. C'è di che andare orgogliosi di una comunità regionale che si aiuta e si sostiene reciprocamente, ha detto il governatore regionale Massimiliano Fedriga, applaudendo al grande lavoro fatto da clienti, cassiere e cassieri Despar per ottenere questo risultato. Sì, e soprattutto provenienti dai cittadini di Venezia Giulia, perché le donazioni sono frutto di un grande lavoro che Despar ha fatto, di un grande lavoro che penso i cassieri e le cassiere Despar hanno fatto, e alla generosità dei cittadini di questa regione che hanno voluto donare moltissime donazioni, 350.000. La raccolta fondi natalizia ha raggiunto il 10° anno di operatività in regione, ha commentato Fabrizio Cicero Santalena, direttore regionale Aspiag Service per il Friuli Venezia Giulia. La cifra record di quest'anno è stata raggiunta grazie alla sensibilità e alla generosità dei clienti e permetterà di fornire un sostegno concreto ad una realtà d'eccellenza. Sì, abbiamo alzato l'asticella, sicuramente l'hanno alzata i nostri clienti. C'è da dire che in un momento di difficoltà economiche come che stiamo vivendo adesso, i nostri clienti sono ancora più sensibili nell'aiutare chi ha più bisogno di noi, e questo è il risultato. Abbiamo raccolto oltre 164.000 euro, che è un record assoluto, quindi i nostri clienti per oltre 350.000 volte hanno detto sì al nostro progetto, quindi ci hanno dichiarato una fiducia estrema, e oggi noi li ripaghiamo facendogli vedere cosa verrà fatto con i loro soldi. Un grande lavoro di squadra fatto dai nostri clienti in primis e dai colleghi cassiere e cassieri dei nostri negozi. I fondi raccolti grazie all'iniziativa Despar, ha sottolineato il direttore del Burlo Garofalo, permetteranno l'acquisto di un'attrezzatura elettromedicale e soprattutto di realizzare entro la prossima estate un atrio e una sala d'attesa rassicuranti ed accoglienti per i piccoli pazienti e le famiglie. Sì. Esprimo la grande soddisfazione di tutta la direzione strategica e di tutto il personale dell'Istituto per la conclusione di questa iniziativa e la dimostrazione che con tanti piccoli gesti si possono ottenere dei grandi risultati. Noi realizzeremo una nuova sala d'attesa per i nostri piccoli pazienti a misura di bambino, che sia rilassante, empatica, accogliente, in modo tale da creare il più possibile una situazione di normalità ben difficile da trovare in un ambiente ospedaliero. La dimensione della donazione ci consentirà anche di acquisire una importante attrezzatura elettromedicale per migliorare, come diceva lei, la qualità della nostra offerta sanitaria, sia sul versante della ricerca che quello dell'assistenza. Devo ringraziare ovviamente i vertici di Despar, sempre molto attenti alle attività sociali e alle necessità del nostro istituto, tutti i cassieri dei punti vendita che sono stati il volano operativo di questa iniziativa grazie alla loro attività di informazione e di fundraising, e ovviamente il grande più grazie va a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, che hanno dimostrato ancora una volta la loro generosità e il valore della solidarietà. A loro dico che non è importante quanto hanno donato, ma il significato del gesto, e per cui a loro arrivi il più grande e silente grazie dei bambini e delle mamme che hanno purtroppo e avranno bisogno del nostro istituto e dei nostri professionisti. Un grande gioco di squadra, ha detto Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa Despar per il Friuli Venezia Giulia, che in 10 anni di raccolta e fondi natalizi ci ha permesso di realizzare concrete iniziative di solidarietà. Anche questo può far parte del dire stiamo insieme, pubblico e privato, del grande progetto Io sono Friuli Venezia Giulia. Il negozio più performante di quest'ultima raccolta è stato quello di Cassacco, seguito da Tolmezzo e Udine Montalcini, con l'obiettivo di destinare fondi verso Trieste, ma nel 2020
2011 erano stati i triestini i più performanti, guardando al Friuli come destinazione dei fondi di solidarietà. Questo testimonia come il Friuli Venezia Giulia sia una regione di diversità complementari, ha detto Tiziana Pituelli. Un Natale da donare alla comunità di Aspiag Service ha permesso di raccogliere fondi che oltre all'ospedale Burlo Garofalo in Friuli Venezia Giulia andranno a sostenere l'associazione San Vincenzo in Trentino, l'associazione Südtiroler Vinzenzgemeinschaft in Alto, l'associazione Fenice in Veneto e l'associazione Andromeda in Emilia Romagna. Euroregione.news